Daydreamer, anticipazione episodio 86. Jean scopre tutto, arrestati Aileen e Fabri. In questa puntata tutta l'equipe dell'ufficio si trova a casa di Sanem insieme ad Eren per preparare una nuova campagna pubblicitaria all'insaputa di Jean. Dopo un po' tutti sono stanchi e addormentati e Sanem offre tè e biscotti invitandoli a svegliarsi. Muzaffer invece cerca di svegliare tutti arrivando con le polpette e proponendo di ballare. Ma fanno talmente tanta confusione che svegliano la padrona di casa. Mekkibè però si unisce al loro gruppo, mentre Sanem è sconvolta. Quindi giunge Nihat esterrefatto, chiedendo cosa stia succedendo. Sanem gli dice che stanno cercando uno slogan per un profumo. Nihat racconta del primo incontro con Mekkibè, quando aveva pensato che fosse irraggiungibile, e così dà l'idea per la campagna e tutti ne sono felici. Poi Sanem e Jean si sentono al telefono, lei gli dice che sta preparando una sorpresa, poi si salutano ribadendo il loro volersi bene. Il giorno successivo tutti si presentano in agenzia pronti a rivelare il nuovo progetto a Jean, che ne rimane soddisfatto. Mentre si sta congratulando con tutti, ecco arrivare Pauline, preceduta dagli starnuti di Sanem che scattano puntualmente in sua presenza. Jean è sorpreso dalla presenza in azienda della sua ex. Lei dice che era da quelle parti e ha pensato di passare di lì. Jean e Pauline parlano tra loro. Lui le dice di essere molto impegnato. Lei gli chiede se ha bisogno di qualcuno per la foto della campagna. Poi Pauline se ne va ed Eren va da Jean. I due si chiariscono e si riappacificano. Sanem entra quindi nell'ufficio di Jean e vuole sapere cosa ha detto Pauline. Mentre Jean e Sanem si appartano sul divano e parlano teneramente tra loro, ecco entrare Uma che li interrompe, dicendo che non devono dimenticare di essere in ufficio. Sanem è consapevole di non piacere per niente alla madre di Jean, ma lui la rassicura dicendole che l'amerà così tanto che le basterà. Nell'ufficio di Leila le due sorelle parlano tra loro. Leila è consapevole che Sanem abbia salvato la campagna pubblicitaria. Sanem invece le dice che la sera stesso racconterà a Jean la verità, ora che in agenzia le cose si sono sistemate. Lui la ama e capirà. Leila dice a Sanem che sarà al suo fianco e la invita a parlargli. Poco dopo l'assistente di Fabri chiama Jean e lo mette a corrente che non lavora più con Fabri, pertanto ha delle cose importanti da dirgli. L'assistente di Fabri e Jean si incontrano in un locale. Lei gli racconta tutto quello che ha fatto Fabri e che ha già raccontato tutto alla polizia, anche del coinvolgimento di Aileen, ma poi consegna a Jean le copie di un contratto e Jean vede la firma di Sanem. Poi gli dice che Fabri ha costretto Sanem a cedergli il profumo e aggiunge che quando qualcuno ama a volte non vede la verità. Jean capisce il perché del comportamento di Sanem e del suo rifiuto alla proposta di matrimonio, poi la ringrazia e va nell'ufficio di Fabri. Gli dice che sapeva bene che Sanem sarebbe stata disposta a cedergli il profumo pur di salvarlo, ma lui non gli permetterà di fare il profumo di Sanem. Fabri dice di voler far vedere l'accordo e che chiamerà la polizia, ma Jean gli rivela che la polizia sta arrivando già allertata da lui. Contemporaneamente la polizia prende in custodia Aileen a casa sua. Mentre lo arrestano, Jean dice a Fabri che gli aveva già detto che quel profumo apparteneva solo a lui. Jean torna a casa ed è furioso, parla con Emirè e gli chiede se fosse a conoscenza del fatto che Sanem aveva ceduto il suo profumo a Fabri. Emirè confessa di sì. Jean è indignato per l'omertà del fratello. Mentre discutono, Uma ascolta tutto. Jean se ne va ed Emirè avverte Sanem di quanto accaduto. Così Sanem raggiunge Jean alla casa di montagna, è sicura di trovarlo lì, ma quando arriva lo trova insieme a Pauline. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!